Oltre 200 richieste di intervento ai vigili del fuoco in poche ore. Alle 22 ancora 70 operazioni in coda, concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti, prosciugamento di locali allagati e messa in sicurezza di strutture danneggiate. Pioggia e raffiche di vento che hanno provocato disagi alla circolazione e ai trasporti, blackout e numerosi danni. È il bilancio del maltempo delle scorse ore che si è abbattuto con forza nel Veneziano e in tutto il Veneto orientale. A Mestre, numerose cadute di alberi e pali della rete elettrica con conseguenti interruzioni di corrente in diverse zone, blackout e sbalzi di tensione che hanno interessato anche l'aeroporto Marco Polo, dove ha causato il maltempo ritardi e cancellazioni. Una ventina di voli ha subito disagi con alcuni arrivi dirottati sugli scali di Trieste, Milano e Roma. Alcuni garage hanno avuto un po' di acqua all'interno e qualche albero e ramo caduto, uno in particolare in Viale San Marco ha interrotto per un attimo la circolazione tranviaria, ma subito risolta. In città metropolitana altri episodi simili, qualche albero caduto, per fortuna senza nessun danno per cose o persone, subito rimosso dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dal dispositivo di sicurezza. Quindi aver allertato la macchina in tempo e aver avuto subito le antenne dritte ha consentito di essere molto operativi e reattivi. In vista dell'allerta arancione, infatti, il prefetto di Venezia Darcopellos aveva convocato il centro coordinamento soccorsi, riunendo i rappresentanti dei comuni della città metropolitana, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, capitaneria di porto e SUEM 118. Al termine della riunione aveva invitato i sindaci ad attivare i COC e a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Lungo l'autostrada 4 nel territorio di Mira un'auto è finita contro il guardrail a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Nel Miranese si sono registrati rami sulla carreggiata a Spinea, alberi caduti. Quello che ha creato più disagi è una parte di un albero che ha ceduto in Viale Sanremo, che ha bloccato la carreggiata e quindi anche il passaggio dei mezzi, che è stato liberato. Hanno visto che il sottopasso di Via Luneo, che normalmente si riempie d'acqua, era pieno d'acqua, hanno pulito le caditoie, pulito tutto e il sistema di autosvuotamento poi ha svuotato il sottopasso, mentre è rimasto con dell'acqua il sottopasso ciclabile pedonale che c'è in Via dell'Unità. Particolarmente colpita anche l'area di Chioggia e del litorale sud. Le precipitazioni intense e il vento hanno provocato allagamenti delle strade, tensostrutture divelte e interruzioni dell'elettricità in centro storico in alcune frazioni. Le spiagge sono state sferzate dal vento. C'erano delle cose che volavano nell'aria, poi abbiamo visto i residui sulle strade della nostra città. Purtroppo questo maltempo ha causato diverse cadute di alberi, di arbusti, anche la città metropolitana è intervenuta per far tagliare un pino marittimo che era caduto all'interno e fuoriuscivano appunto dei rami anche della ragioneria, della scuola di ragioneria che c'è a Borgo San Giovanni. Quindi un grazie veramente ai vigili del fuoco che hanno coordinato tutte queste richieste ed emergenze, i volontari della protezione civile che sono intervenuti dove i vigili del fuoco avevano necessità.